Il neocommissario dell'ULSS 1 Dolomiti è nato e vive a Oderzo, in provincia di Treviso, ma da 40 anni passa i weekend nella sua casa in provincia di Belluno. È direttore sanitario dell'USL Padovana e si dividerà tra mattine in montagna e pomeriggi in pianura. A Belluno con l'intenzione di dare la miglior risposta possibile alla gente di montagna. La sanità di montagna è una sanità molto particolare, molto complessa, a cui vi ho dato la risposta il più efficace ed efficiente possibile. Lei è cittadino di pianura, ma durante i weekend in montagna. Quanto è diversa la sanità dalla pianura alla montagna? Beh, è molto diversa, se pensiamo solo ai collegamenti, già lì c'è una differenza importante, però alla fin fine noi siamo chiamati a dare sia alla gente di pianura sia alla gente di montagna le risposte in campo sanitario che necessita. Nel corso della mattinata, botta e risposta di dichiarazioni tra il nuovo commissario e la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanelli, nemmeno a farlo apposta, originaria di Motta di Livenza, cittadina vicina ad Oderzo, e residente a Padova, che tira chiaramente in ballo anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Dal Ben, accusato tra le altre cose di essersi visto mettere a disposizione un'auto di rappresentanza, ha risposto ironicamente di non utilizzare nel tragitto da Padova a Belluno nessuna auto blu, ma la sua auto bianca. Guarda, dal mio punto di vista, per carità, le critiche ci stanno sempre, si accolgono, a volte, come dire, si cerca di dare le risposte alle critiche lavorando sul campo e andando avanti.